Poi c'è il termine delle 7:30, che è un termine assolutamente invalicabile. Allora, questo è l'ultimo appuntamento dei venerdì della storia. È un appuntamento abbastanza suggestivo. Io sono Gianni Posocco, il presidente dell'associazione Arti per Via. Voi direte cosa c'entra le Arti per Via con Arborea. E le Arti per Via, come sapete, sono quel gruppo che rappresenta le tradizioni, artigiani e venditori dei primi decenni del secolo. Abbiamo costruito un museo itinerante con il quale abbiamo viaggiato ovunque nel mondo, soprattutto alla ricerca dei veneti dispersi nel mondo, e nel 2017 siamo arrivati ad Arborea e in quell'occasione si è instaurato un rapporto così bello con i veneti di Arborea, che quando hanno prodotto, grazie all'associazione Veneti nel Mondo, che è un po' l'editore, e qui abbiamo il presidente, l'avvocato Aldo Rozzi Marin, quando hanno prodotto questo libro abbiamo detto ok, lo presentiamo a Bassano, ed è il motivo per cui sono qui. 4 milioni e mezzo circa sono gli abitanti del Veneto. 4 milioni e mezzo circa è la cifra stimata dei veneti nel mondo. Un altro Veneto fuori dal Veneto, disperso ovunque nel globo, con due caratteristiche: il lavoro e la gelosa conservazione delle proprie radici linguistiche e culturali. Un fenomeno, quello dell'emigrazione veneta, che ha prodotto tante storie di sofferenza e di fatiche immani. Pensiamo ai primi veneti in Rio Grande do Sul, ma anche storie di grande successo. Pensiamo a Federico Faggin, inventore del microprocessore. Storie raccontate e storie rimaste per lungo tempo solo nella memoria di coloro che le hanno vissute, come quella di Arborea e della bonifica. Appunto, la bonifica prima della grande bonifica. Nell'immaginario collettivo, infatti, quando si parla di bonifica, la memoria di tutti noi va alla bonifica dell'Agro Pontino, 1932-1935, appunto la grande bonifica, quella realizzata dal regime, che ha visto la contemporanea nascita di città come Latina, Sabaudia, Pontinia. Ma 10 anni prima, e questo pochi lo sanno, un imprenditore veneto illuminato, l'ingegnere vicentino Giuseppe Dolcetta, fonda la Società Bonifiche Sarde. Giulio Dolcetta fonda la Società Bonifiche Sarde e dà il via ad un innovativo progetto di bonifica con capitale privato di una vasta area paludosa a sud di Oristano, regno di poche pecore e di tante zanzare anofele, dal quale sarebbe nata Arborea, o meglio Mussolinia, come si chiamava all'origine. Una storia interessante che parte dagli anni 20 del Novecento, che vedrà e continua a vedere come protagonisti i veneti, che lo saranno poi anche nella grande bonifica dell'Agro Pontino. A raccontarci questa storia, ora compendiata in un libro, questo, che vedete poi riprodotto in copertina anche sul fondale, sono Alberto Medda Costella, che è alla mia destra, storico, ricercatore, insegnante, Roberto Arfeli, architetto, sull'estrema destra, architetto, storico e ricercatore anche lui, e Gianni Sardo, assessore all'agricoltura di Arborea, poeta, o meglio, come usa dire lui, un contadin che parla in versi. Fra l'altro è anche viticoltore, come nota così e è viticoltore di Bacò. Chi si ricorda il Bacò? Un vitigno che non esiste più. Ecco, se volete gustare il vero Bacò originale dovete andare ad Arborea, nella vigna che vengono in pochi però, perché di Gianni Sardo, e sarà proprio lui ad iniziare praticamente questa serata con
Buonasera a tutti, come diceva Gianni, sono Gianni Sardo e niente, ho l'onere e l'onore di fare l'assessore all'agricoltura al comune di Arborea. Naturalmente non posso esimermi da portarvi i saluti della nostra sindaca Manuela Pintus e di tutto il consiglio comunale. Il ricordo della venuta di Arti per Via ad Arborea è ancora vivo. Sono stati capaci di trasmetterci delle emozioni fortissime. Loro hanno la capacità in un attimo di portarti indietro di 100 anni e di farti vivere un periodo che non esiste più. Niente, però io stasera, come ho fatto in altre occasioni, sperimenterò, farò il mio intervento in dialetto, o meglio in lingua, come direbbe l'amico Ettore, che per voi certo non è una grande novità, lo sentite tutti i giorni, ma sentito magari da un sardo un po' vi potrà in qualche modo incuriosire. Sto libro nasce anche per contribuire a mantenere la nostra cultura e le nostre tradizioni e mi ritengo che la parlata in lingua la sia una roba importante da portare avanti ed è per questo che appunto il mio intervento lo faccio in lingua. Nella locandina appunto che si è scritto Gianni Sardo, assessore, ma a me mi piace di più definirmi con un termine più vicino alla mestra. Un contadin fiolo dei coloni, de Pare Veneto e de Mare Sarda. Ma quando in Sardegna mi domanda se mi sento più veneto o più sardo, mi dico sempre 51 veneto e 49 sardo. Ma questo no perché non voglio bene alla Sardegna e ai sardi, che mancaria. È che quando sono nato la famiglia sardola era ancora una famiglia patriarcale veneta. Tutti sapevi che l'ambiente condiziona gli uomini, tanto più i putei che gli assorbe tutto. E quindi nella mia famiglia la lingua, le abitudini, il mangiare, le tradizioni, le era quelle venete. Ecco che allora uno viene su così un po'. Niente, un contadino dicevo che piace contare in rima storie di vita contadina di una volta, che ho vissuto di striscio o magari che mi contai invece. Naturalmente ringrazio l'amico Alberto che mi dà questa piccola opportunità di dare questo piccolo contributo. Questo libro l'ho visto nascere, l'ho incoraggiato, ho detto di andare avanti perché se massa è importante che non le vaga perse le memorie dei nostri vecchi e i sacrifici che hai fatto. Ma insomma, un dia Alberto mi chiama e mi dice: Gianni, butta su due righe per introdurre le interviste che metteremo sul libro. E allora mi ho risposto: sta calmo, vedremo. Le poesie non è mia roba che si compra al mercato o si ordina su internet. Al poeta, cada venire che l'ispirazione. A parte gli scherzi. Niente, allora poi mi sono messo e insomma abbiamo buttato giù due cose per dare un contributo a questo libro. Se te che domandi a un vecchio. Se te che domandi a un vecchio di contarsi, non te sai mai se il ga piacere. Poaretto. Il ha bisogno di parecciarsi per tirar fuori dal profondo il suo sapere. Contarte da dove arriva è una roba che fa tremare la panza, dai suoi occhi, una laga cascarà, perché lo stomaco non ha mai digerito la lontananza. Se te parla di assotera d'adozione, lo fa certo con rispetto, lo fa però per darsi consolazione e per frenare il suo cor in tel suo petto. Le sue raize non ha mai dismentegà. Siamo di una pianta, solo una rama, che il vento ramenega e ga scorlà, ma la sottera la se come la sua mamma. Questa era quella che introduce le interviste che poi Alberto ha fatto. Ne aggiungo una che non è parte del libro, che però è attinente al lavoro del libro, perché parla di emigrazione. Naturalmente sono poesie che ho tratto dal vissuto della mia famiglia, naturalmente, quindi, che però è sintomatica di un po' di tutte le famiglie che hanno avuto una storia di migrazione. Emigrar per fame in Sardegna. E la dice: la fame faceva brontolare la panza, de cambiare vita, non che era speranza. Bisognava cambiare contesto per darsi un futuro, andare in giro per il mondo in cerca del lavoro, anche duro. Un bel dia il postin si è portato una missiva che dà a tutta la famiglia una nuova prospettiva. Si trattava di cattar tanto coraggio, pregar Dio, ma dopo non voltarsi più in Dio.
Dopo un lungo viaggio, in sta bella terra se morivà, ma dopo pochi dì la nostalgia se aveva già mangiato il figà. La sesta dura, catar la forza di andare avanti. La fortuna la sesta che in famiglia ieri in tanti. Tante bocche da sfamare, tante quanto il lavoro che gli era da fare. Tanti anni bisognava che passasse per dar pace al cuore e la fame se calmasse. Dopo si arriva al benessere e con lui anche un po' di schei. Ma massa spesso se siamo desmentegà de appoente e osei. E il tempo passa e invece i more. A tutti loro vaga il nostro pensiero e un grazie de cuore. Grazie anche alla segna di Dio in testa se un cuore siamo qua in tanti a far festa. Se un dì, par salute o par bisogno, lo sconforto ve ciapa, ricordeve, la famiglia la se qua, nessun scappa. Siccome Gianni ci ha chiesto così di alternarci per dare un po' di vivacità alla presentazione, passo la parola a Alberto, poi noi ci risentiamo. Sì, solo perché con un'entrata decisamente teatrale al momento giusto è arrivato anche l'assessore alla cultura Giovanella Cabion, che salutiamo. E prego Giovanella se vuoi sederti in cosa. Sì. Allora diamo a lei il microfono per un saluto. Quando c'è il nostro amico Posocco è sempre una garanzia. Vi ringrazio veramente anche da parte del sindaco, è una delle sere importanti della nostra biblioteca, il venerdì di storia, con questa pagina importante che tra l'altro mi colpisce in modo particolare, perché sapere che questi veneti si trasferiscono e pensare un po' a quello che sta succedendo adesso quando nelle nostre famiglie accogliamo queste persone che arrivano dall'Ucraina e che arrivano senza niente, ognuno di noi è a contatto, io ne ho 5 in casa in questo momento e quindi so benissimo che cosa sta succedendo per loro. E penso sempre, quando mia figlia mi ha chiesto ma perché li abbiamo accolti, perché potrebbe succedere anche a noi. È successo ai nostri nonni e quindi dobbiamo essere anche aperti a poter affrontare situazioni che sono per noi già passate ma che hanno costituito la nostra storia, e quindi dobbiamo ricordarlo soprattutto ai giovani, perché non si sa mai come può andare a finire. Ecco, possiamo ricordarlo in maniera felice oggi. Ho sentito il tono della voce così squillante in questo momento. L'amministrazione crede molto in questi passaggi. Venerdì di storia è uno degli investimenti importanti che fa l'amministrazione in area cultura. Quindi vi ringrazio veramente, perché questa è una delle serate belle della nostra programmazione e amministrazione. Grazie. Ed ora entriamo nel vivo della serata, dopo aver salutato anche Ettore Beggiato, che è qui in prima fila accanto all'avvocato Rozzi Marin, che del Veneto, delle tradizioni venete, è diciamo uno dei massimi cultori, possiamo dire questo, no? Bene, adesso diamo la parola ad Alberto Medda Costella, che ci porterà nel vivo dell'argomento del libro, ci parlerà di prima della bonifica, della nascita di Arborea oggi. Vi racconterà una storia lunga parecchi decenni di anni. Ecco, a te Alberto. Grazie Gianni, potremmo dire quasi oramai 100 anni. Anche a me sono, diciamo, un veneto di terza generazione, un po' smissiai, come si dice, insomma, in questi casi, no? Potremmo anche Roberto e Gianni, metà e metà, madre veneta, padre sardo, però diciamo che far parte di una comunità non significa assolutamente escludere l'altra. I miei nonni partirono dalla provincia di Treviso, mia nonna addirittura partì il mese dopo essersi sposata con mio nonno, quindi quasi un matrimonio fatto per
condurre una vita insieme lontano di fatto dai loro luoghi nativi. Oggi questo libro, anzi, è stato pubblicato grazie soprattutto a un premio che abbiamo ottenuto qualche anno fa con il riconoscimento di Arborea come primo comune onorario del Veneto. Tutto nacque, come si è accennato poco fa, nel 2016, se non vado errato, quando allora, in occasione della consegna proprio del Gonfalone di San Marco, ci incontrammo un po' tutti quanti e così, tra una chiacchiera e l'altra, dicemmo: ma perché con Aldo, con Gianni, con Luciano Sandonà, che è stato poi il consigliere che ha portato questa legge in regione, non sarebbe male istituire un registro dei comuni onorari per far sì che questa originalissima comunità, quella di Arborea, possa essere conosciuta anche in Veneto. In passato, oggi ci sono i social, c'è internet, c'è stato appunto il riconoscimento del comune onorario, che peraltro è stato in qualche modo certificato con la posizione all'ingresso del paese di un cartello che ricorda al visitatore distratto che sta entrando nel primo comune onorario del Veneto in Sardegna. Ma potete immaginare 20 anni fa, 30 anni fa, un Veneto che arrivava in Sardegna e attraversava la bonifica, molto spesso un po' distratto, entrava magari al bar del Gallo Bianco e sentiva qualcuno che non parlava neanche con un accento montrano, parlava proprio in veneto. Tanti potrebbero essere degli aneddoti in tal senso, ne cito uno, giusto per, anzi due, di Italo Pivetta, che quando più volte ha visto e accolto dei veneti che arrivavano dal Veneto propriamente detto, questo è dei nostri, ma è foresto. Questa è una delle cose che ci hanno raccontato più volte. O ancora mi è capitato di aver parlato col sindaco di Sandonà di Piave, che in passato, essendo stato ad Arborea, avendo sentito parlare di questa comunità, bussò, di fatto, Oppenlide si fermò alla prima azienda agricola che trovò lungo il suo cammino e chiese: ma una signora che stava lavorando, signora, senta, ma è vero che qua ci sono dei veneti? Questa interrompe il suo lavoro, allarga le braccia: pa forza. Sono chiaramente indicative però di quello che chiaramente noi percepiamo di Arborea. Per noi Arborea è il Veneto. Io che l'ho frequentata fin da bambino, il Veneto l'ho conosciuto dopo, il Veneto propriamente detto. Però ecco, questo riconoscimento come comune onorario va proprio in una direzione che è quella di far conoscere quel Veneto fuori dal Veneto, di cui Arborea rappresenta probabilmente una parte infinitesimale, perché come sappiamo in Brasile ci sono delle realtà molto più grandi e forse anche più conosciute, ma anche in Italia stesso, come si è accennato sul discorso dell'Agropontino. Bene, la domanda che sorge spontanea è questa: cosa ci fanno questi veneti in Sardegna? Qualcosa l'abbiamo già detto, ma è un progetto che parte da lontano, addirittura da prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Io andrei avanti quindi partirei col racconto in tutti i sensi. Già nel 1908 Angelo Modeo, colui che poi darà il nome al lago omonimo, aveva previsto la realizzazione di una serie di laghi artificiali che avrebbero potuto immagazzinare l'acqua che prevalentemente veniva ricevuta insomma, dal territorio sardo in alcuni mesi dell'anno, per poi essere riutilizzata nei periodi di siccità per rendere irrigue le pianure della Sardegna, soprattutto bonificarle, perché nel momento in cui questi fiumi vengono irreggimentati e controllati è certamente più semplice portare avanti una bonifica. E fin dal 1912 il gruppo Comit Bastogi, di cui Giulio Dolcetta sarà espressione come primo presidente della Società Bonifiche Sarde, aveva commissionato uno studio di questi terreni dove poi appunto è sorta Arborea, per vedere se vi fosse possibile impiantare un tipo di agricoltura tale e quale a quella della pianura padana. I risultati furono sorprendenti, che anzi si sarebbe potuto fare molto meglio addirittura rispetto anche alle caratteristiche del terreno. Chiaramente serviva l'acqua, serviva bonificare questi territori.
E quindi con fondi della Banca Commerciale, della Bastogi, che era una società che a seguito della statizzazione delle ferrovie aveva reinvestito questi denari per la costruzione di dighe, questo gruppo crea, diciamo, la prima diga, il primo sbarramento artificiale sul fiume Tirso, da cui poi nascerà il lago omonimo, il lago Omodeo, e viene inaugurato nel 1924. Ovviamente in questo partecipa lo stesso Dolcetta, che si porta dietro di sé non solo la famiglia, ma anche una serie di tecnici che non arrivano da altre zone d'Italia, arrivano dal Veneto, dove hanno già avuto esperienza in tal senso, soprattutto appunto nella zona di Sandona di Piave. In questa foto vediamo la diga di Santa Chiara in costruzione, nel momento, diciamo, pieno della sua attività, e nel momento in cui appunto è stata dismessa, perché nel 1998 ne è stata creata un'altra ancora più grande. Questo è quello che ci permette ancora oggi, peraltro, di far fronte al problema della siccità, che certamente è sentito anche nei nostri territori, ma di fatto ci permette comunque di rimanere probabilmente più tranquilli rispetto ad altre zone d'Italia. Dighe che producono anche energie elettriche, quindi il gruppo guidato da Dolcetta crea una serie di società che devono sfruttare a cascata di fatto le innovazioni portate da queste dighe. Non sarà certamente l'unica questa, vi sarà quella del Coghinas e del Flumendosa, che appunto saranno portate avanti dallo stesso gruppo. Società Bonifiche Sarde. Quando nasce questa Società Bonifiche Sarde? Nel 1918, la guerra è appena finita, a sinistra appunto vediamo Giulio Dolcetta, a destra la cedola azionaria della società. È una società per azioni, deve redistribuire utili, non è un organo, un ente dello Stato come è stato l'Opera Nazionale Combattenti, che doveva in qualche modo rimborsare i reduci della Prima Guerra Mondiale dopo la distruzione soprattutto delle loro case, dei loro territori. E quindi c'è l'idea a questo punto di operare una bonifica a valle del Tirso, una bonifica idraulica e una bonifica agraria. La bonifica idraulica chiaramente viene portata avanti con il riempimento di alcune paludi, in altre con lo scolo naturale e in altre ancora con la costruzione di idrovore. C'è però poi la fase della bonifica agraria che presuppone l'insediamento delle persone. Stiamo parlando di un'area di circa 18.000 ettari che si trova nella parte, diciamo, centro-occidentale della Sardegna. La Sardegna è grande ed è molto diversa da zona a zona. Questo, ecco, è quello che si presentava ai tecnici in quegli anni. Paludi, come si è detto prima, zanzare anofele, responsabili appunto della trasmissione del morbo della malaria, e qualche pastore. Ecco, in tal senso è sicuramente indicativo andare alla ricerca del documentario dell'Istituto Luce, certamente carico di retorica del periodo, ma che dà certamente l'idea di che cosa è stata Arborea, di che cos'era Arborea prima della bonifica e soprattutto del grandissimo lavoro che è stato portato avanti in quegli anni. Questo è il Rio Mogoro, parliamo di un fiume che è stato letteralmente spostato da un'altra parte per evitare che andasse ad alimentare quello che ormai è ex stagno del Sasso. La Società Bonifica Sarda del 18, i primi veneti arrivano nel 27, le prime famiglie dei veneti arrivano nel 27. La bonifica idraulica viene fatta prevalentemente dai sardi del circondario e soprattutto dalle zone minerarie. Non dimentichiamo che quella che fu Mussolinia nasce scorporandosi dal comune di Terralba, che è tuttora lo stesso comune adiacente dal paese appunto da cui noi proveniamo. Qualche altra immagine dei lavori e soprattutto delle persone impiegate. Tantissime persone hanno lavorato nella bonifica, è una bonifica che ha dato da lavorare a tantissimi sardi in quel periodo. Dopo quindi i primi lavori si passa a una prima fase della bonifica cosiddetta agraria. Vengono creati 7 centri colonici che devono gestire 800-900 ettari. Viene ricreato il modello della cascina
lombarda con al centro l'AIA, una cosa insolita peraltro in Sardegna. Quello che noi vedremo è che i sardi non verranno coinvolti nel progetto di colonizzazione, semplicemente perché si vuole portare un modello agricolo che in Sardegna non è presente. Gli agricoltori sardi praticano il pendolarismo dal luogo di lavoro rispetto alla loro abitazione. Ma qua siamo chiaramente ancora, facciamo ancora riferimento a un criterio della gestione della bonifica, diciamo, di stampo capitalista. Subentrerà chiaramente poi il problema della ricollocazione di numerose famiglie che chiedono in qualche modo lavoro, provenienti soprattutto da alcune aree del nord-est Italia, in questo caso appunto del Veneto. Questi sono i primi 150 braccianti del Polesine, siamo nel 1927. Arrivano dalla provincia di Rovigo. Come arrivano e perché arrivano dalla provincia di Rovigo? Arrivano perché si interessa direttamente il prefetto della loro provincia, Pietro Giacone, un nome che per chi ha avuto modo di leggere qualcosa sulla bonifica dell'Agropontino sicuramente avrà sentito appunto nominare. Giacone è colui che si occupa e si interessa di recuperare i fondi per la costruzione di un villaggio che nella idea di Dolcetta, che è un'idea, ripeto, di grande azienda, non è prevista la costruzione di un villaggio, così come non sono previste le case coloniche. Però cambia chiaramente l'impostazione della stessa bonifica, per conseguenza anche per l'acquisizione di maggiore potere da parte del regime fascista, che ha tutto l'interesse di pacificare i territori che sono stati coinvolti maggiormente nel periodo del cosiddetto biennio rosso e soprattutto in un momento di grave crisi. Si ha paura che diciamo, queste masse di disoccupati possano creare ulteriori problemi e quindi è proprio il prefetto che si interessa di trovare i fondi per la costruzione del villaggio Mussolini, che verrà inaugurato nel 1928, e soprattutto delle case coloniche. Nel 1928-29 vengono appunto assegnati i primi poderi a 90 famiglie. Il rapporto è regolato da un contratto di mezzadria. Ho accennato appunto che i primi 150 braccianti vengono chiamati in Sardegna anche per sperimentare l'acclimatamento, per vedere se sono in grado di reggere le dure condizioni di lavoro e soprattutto anche la malaria, capire se sono resistenti appunto a questa malattia che è considerata di fatto endemica della Sardegna. Chi resiste decide appunto di farsi raggiungere dalla propria famiglia. Molti sono chiaramente i rimpatri, molti muoiono, addirittura un bracciante arrivato dalla provincia di Vicenza torna nella sua casa a Montegalda per portare la sua famiglia e muore di malaria, quindi non viene neanche registrato nel villaggio Mussolini. A seguito poi delle famiglie di Polesani ne arrivano tante altre, non solo quindi dalla provincia di Rovigo, ma soprattutto, come accennato, dalla provincia di Vicenza, dalla provincia di Forlì e poi successivamente anche da quella di Venezia, di Udine e dal Mantovano. Sono persone che molto spesso non hanno esperienza in campo agricolo. C'è chi ha fatto lo stradino, addirittura un gondoliere da Venezia, persone che prevalentemente, come vi dicevo poc'anzi, possono creare dei problemi ai prefetti e vengono molto spesso da esperienze politiche in entrambi gli estremi, non solo persone che magari hanno militato nel partito socialista, ma anche coloro che lo stesso fascismo in qualche modo aveva reclutato per venire a capo di determinate situazioni. C'è la necessità di normalizzare questi territori. Di conseguenza il risultato non è certamente incoraggiante. Questa è la prima famiglia appunto una delle prime famiglie di veneti arrivati ad Arborea, la famiglia Tamburini, ancora oggi presente appunto ad Arborea. Vi dicevo appunto nel 1928 la nascita di Mussolini. Non mi soffermo a spiegare, a raccontarvi come è nata questa città, perché lo farà certamente meglio di me e con
più competenza l'architetto Arfeli che è qua a fianco, preferisco concentrarmi sul resto, che chiaramente riguarda l'aspetto umano della bonifica. Il 1° gennaio del 1931 il villaggio Mussolini diventa Mussolinia di Sardegna, questo è il progetto dell'attuale municipio, ed entriamo così nella seconda fase della colonizzazione, quella che va dal 1935 al 1940. Questa è la famiglia materna del sottoscritto, è una foto appena scattata nell'allora agro di Mussolinia. Arrivavano, come vi ho detto, dalla provincia di Treviso. Cambiano però rispetto alla prima fase della colonizzazione, che ha visto queste famiglie arrivare da determinate aree del Veneto. Nella seconda fase sono prevalentemente famiglie della provincia di Treviso, con qualche eccezione che arriva appunto dal Padovano, ancora qualche famiglia vicentina e via dicendo. Si richiedono requisiti non più solamente numerici, perché quello che non vi ho detto prima è che un requisito essenziale per poter ottenere l'assegnazione di un podere è soprattutto il numero dei componenti familiari. Per gestire un podere occorrono braccia, e per gestire chiaramente un fondo occorrono tante persone che devono risiedere sulla casa, sul podere appunto. Come vi ho detto, i sardi praticano il pendolarismo, l'elemento valorizzante è proprio la residenza permanente nel fondo. Per parafrasare quello che disse appunto Giulio Dolcetta, lo spiccatissimo individualismo dei sardi non consente la convivenza fra parenti. Cioè, c'è il modello della famiglia nucleare presente in Sardegna opposto a quello della famiglia patriarcale. Quindi il requisito è numerico, ma nella seconda fase della colonizzazione si va oltre. Non è più sufficiente essere numerosi, occorre essere dei contadini veri, perché chiaramente per la società è un costo rimpatriare queste famiglie, e ovviamente un rimpatrio è sempre un problema, perché si tratta in un secondo tempo di cercare e trovare un'altra famiglia disposta a rimpiazzarli. Immaginate una distesa praticamente desertica, senza un albero, in cui le famiglie fanno fatica addirittura a fare dei canali dove il giorno dopo vengono ricoperti dal vento. Siamo appunto nella parte più esposta al vento della Sardegna, al maestrale, che è prevalente praticamente per buona parte dell'anno. Devono essere pratici di allevamento, di mucche da latte, e quindi si decide di fare una selezione più mirata. Per capire come venivano scelte e reclutate queste famiglie, questa è la scheda anagrafica della famiglia di mia madre, in cui non sono riportati solamente i nomi e anche il paese di provenienza, ma se notate all'estrema destra più o meno vi sono dei numeri 1, 06, 1, 1. Quello è il valore che veniva dato a ogni singola persona. Un uomo vale 1, una donna 06, un giovane 03. Sulla base chiaramente di questa somma si deciva che podere assegnare a queste famiglie, in funzione chiaramente della proporzione di queste persone, della forza che possono appunto riversare in questi fondi. Arriviamo appunto nel 1935, come vi dicevo. Non è da dimenticare che si tratta del paese che porta il nome del capo del fascismo. Mussolini ci verrà nel 1935 ad Arborea, in quella che insomma oggi è Arborea, e nel 1942. Nel 1942 però la sua vita sarà molto più veloce rispetto a quella del 1935, tanto che il suo passaggio viene anche celebrato da un busto che poi è stato nascosto dopo chiaramente il crollo del regime, ma è rimasto ancora oggi chiaramente il tripode che lo accoglieva. Nel 1942 ci verrà di fretta soltanto perché la Sardegna comunque storicamente è una anche delle regioni dove si è meno compromesso il regime rispetto a tante altre, quindi Mussolini viene ancora accolto come era stato accolto in altre parti d'Italia fino a qualche anno prima. Qua siamo al 1943, questa è una batteria di tedeschi, ma nel frattempo, come sappiamo, con l'8 settembre cade il regime e si decide chiaramente che Mussolini deve cambiare nome.
si sceglie Arborea in riferimento al glorioso e antico giudicato del periodo medievale, ma la gestione della società Bonifiche Sarde rimane tale e quale. I mezzadri sono ancora tali e sono, diciamo, assoggettati alla società con un rapporto di mezzadria che verrà sciolto solamente nel 1955, quando con la riforma agraria si deciderà di vendere queste terre, di dar modo a questi mezzadri, di riscattare questi poderi per cui tanto avevano sacrificato. E questi sono due articoli che ci danno un po' l'idea di che cos'è Arborea negli anni 50. Sono articoli originali dei giornali appunto della Sardegna. I sardi parlano veneto, i veneti sono diventati sardi. Parlano veneto come i padri, i combattenti di Arborea. I veneti ad Arborea rappresentavano forse l'80%, come ha accennato prima qualcuno in sala, probabilmente chi non è veneto arriva da province limitrofe, parliamo di romagnoli, mantovani, friulani, però anche questi si adeguano al veneto. Il veneto è la lingua della comunicazione, la lingua della convivialità, la lingua di fatto ufficiosa, mettiamola così, della bonifica. È dello stesso centro, perché ripeto, Dolcetta non porta con sé solamente la famiglia, porta con sé tanti tecnici che vengono peraltro chiamati anche vengono chiamati altri veneti anche per altre mansioni, dalla gestione delle falegnamerie ai carpentieri e via discorrendo. Arriviamo alla fine degli anni 50, in cui una parte di queste famiglie non vuole proseguire in questo rapporto, non vuole entrare in questa nuova condizione di assegnatario, di proprietario. Le sirene delle industrie, in particolar modo della Lombardia e del Piemonte, richiamano tantissime di queste famiglie. È molto più comodo certamente per certi versi, ed è comprensibile, cercare un miglioramento della propria condizione. Partono praticamente circa 2.000 abitanti su 5.000 e qua ci sarà chiaramente un rimescolamento della comunità. Sarà in quel momento, appunto negli anni 60, che arriveranno tante altre famiglie di sardi, che non a caso non saranno famiglie che provengono dal circondario, ma da altre zone della Sardegna, proprio per evitare quel famoso pendolarismo che veniva considerato, insomma, limitante per la valorizzazione stessa della bonifica, che era incentrata comunque sull'uomo, come vi ho detto, dell'uomo famiglia, non dell'uomo braccia da lavoro. Si entra così appunto nella nuova fase e in sostituzione della vecchia società Bonifiche Sarde nascono appunto le cooperative, alcune delle quali ancora oggi in attività, devono sostituirsi alla società, e quindi abbiamo la cooperativa produttori Arborea che si occupa dei servizi da dare e da fornire agli allevatori, la cooperativa della 3A, Latte Arborea, qualcuno di voi probabilmente la conoscerà, in quanto ormai è entrato, insomma, nel circuito dei mercati della grande distribuzione a livello italiano, e poi la banca di Arborea, la prima banca di credito cooperativo peraltro nata in Sardegna. Ok, queste sono chiaramente le foto degli attuali stabilimenti, cooperativa produttori e 3A, la banca di Arborea sotto, e poi chiaramente altre realtà del luogo che chiaramente rimandano anche nei cognomi al Veneto propriamente detto, dai Peterla e Rosina, appunto i miei cugini Costella, Colusso e via dicendo. Cosa è rimasto oggi di questa comunità? Mi scuso innanzitutto se sono stato per certi versi approssimativo, ma vi assicuro che la storia di Arborea, pur essendo una storia molto giovane, è ricca di fonti, è ricca di documenti che ci consentono di poterne raccontare e dire non per una conferenza, ma per giorni. E bisogna chiaramente fare sintesi di tutto quello che abbiamo detto. Cosa rimane di questa comunità? Rimangono ancora non solo la parlata veneta, rimangono ancora le tradizioni, il brusar la veccia il 5 di gennaio, o Panevina a seconda di chi celebra questo rito, la festa del Cristo Redentore, che non a caso appunto viene fatta in luglio,
o ancora la Sagra della Polenta, che i nostri amici dell'Associazione Veneti nel Mondo, ma anche della Compagnia Arti per Via, hanno potuto conoscere nella loro visita appunto alla nostra comunità. Il libro, dicevo appunto, i documenti sono tanti e anche i libri non sono pochi che sono stati scritti proprio su questa storia. Noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo e l'abbiamo cercato di darlo in modo originale, cercando di lavorare di squadra. C'è certamente il mio lavoro, ma c'è il lavoro dell'architetto Arfeli, di Gianni Sardo, ma di tutta l'associazione dei Veneti nel Mondo, che ha curato appunto anche l'editing dello stesso libro. Abbiamo voluto distinguerci rispetto alle pubblicazioni precedenti, cercando di mettere al centro la persona, la cultura del luogo. La stessa scelta del titolo del libro va in questa direzione, nel riconoscere una comunità che si distingue anche per originalità, non solo nella parlata, nella lingua, ma anche appunto nelle tradizioni. Soprattutto abbiamo dato spazio anche a tutte quelle persone che negli anni 60 hanno dovuto lasciare il paese. Spesso l'hanno dovuto fare a malincuore, o perché magari non avevano più la possibilità di gestire numericamente il potere, o perché, come racconta Umberto Fabris, originario appunto del Vicentino, lavoravano i suoi genitori appunto all'Elena Rossi di Vicenza, dopo aver richiesto più volte un potere più grande per poter lavorare, non gli viene assegnato e alla fine decidono di cercare fortuna in altre parti. Abbiamo dato spazio anche a coloro che sono rientrati e tornati alle origini. Qui in sala appunto abbiamo delle persone native di Arborea che sono, diciamo, tornati nei luoghi dei loro genitori e nonni. Abbiamo dato spazio anche alle altre comunità e abbiamo cercato di capire come queste comunità interne alla stessa bonifica di Arborea, e faccio riferimento soprattutto a quella romagnola, a quella mantovana, ma anche alla stessa sarda, come si sono integrati appunto con i veneti. Potrà sembrare strano, ma ad Arborea ci sono persone nate e cresciute in Sardegna da genitori sardi che parlano il veneto. Non è una cosa così scontata, e quindi questo percorso che abbiamo intrapreso da tempo con l'associazione mira proprio anche con il primo passaggio del libro a dare, diciamo, importanza, centralità a questa comunità. Potrei andare oltre rispetto a quello che vi ho accennato. Nel testo, oltre che alle 17 interviste che raccontano appunto come queste famiglie si sono integrate in Sardegna o come sono ripartite dalla Sardegna, ci sono le difficoltà che hanno dovuto affrontare. C'è però anche il lavoro rispetto alle case coloniche. A oggi di fatto i lavori in tal senso avevano mirato esclusivamente sul centro vero e proprio, di cui poi l'architetto Arfeli parlerà. E soprattutto abbiamo dato spazio alla lingua veneta, perché Gianni Sardo è anche espressione di una letteratura in veneto. Come diceva, non è banale, un conto è parlare di Veneto in Veneto, nel Veneto che noi conosciamo, un conto è parlare di Veneto in Sardegna. Quindi il consiglio che vi posso dare, eventualmente se avete piacere, all'interno del libro troverete tante di queste storie, e se volete contribuire, insomma, anche alla nostra stessa sopravvivenza, insomma, prendete il libro e leggetelo, perché ne vale veramente la pena. Grazie. Che dire? Allora, prima di ridare la parola a Gianni Sardo per un'altra delle sue composizioni poetiche, una brevissima sottolineatura per un aspetto che forse non so se tutti, non conoscendo l'intero problema, hanno colto, che è quello delle cooperative. Allora, ad Arborea, forse facilitati dal fatto che sono una specie di isola etnica, no? All'interno della Sardegna, si è creata questo senso di collettività, che non è poi una caratteristica proprio tipica dei veneti, se vogliamo, no? E allora i 200-300 allevatori
che fondamentalmente allevano mucche da latte e che producono il latte, hanno costituito la prima cooperativa, la cooperativa 3A, che ha come obiettivo quello di raccogliere, lavorare e vendere il latte. Bene, gli stessi allevatori però sono anche degli agricoltori che coltivano prodotti ortofrutticoli, e allora gli stessi, grosso modo, hanno costituito una seconda cooperativa che ha come compito quello di lavorare e commercializzare i prodotti ortofrutticoli. Queste due attività hanno bisogno però anche di sostegni economici e finanziari per poter funzionare. Ecco l'idea brillante, quindi gli stessi costituiscono la banca di credito cooperativo che finanzia l'attività delle altre due cooperative e che chiude il cerchio di un sistema economico veramente da studio. Ecco, questo volevo sottolineare perché è veramente una particolarità che ci ha colpito quando appunto abbiamo visitato Arborea. Ma adesso lasciamo lo spazio a Gianni Sardo. Sì, volevo dirvi due parole sulla mia famiglia. La mia famiglia è l'ultima famiglia vicentina che si è venuta in bonifica. Si è venuta il 31 di ottobre del 1938. 23 cristiani, che erano miei bisnonni, mio nonno che aveva già 9 figli nati, ne sarà altri 4 in Sardegna, e 2 fradei, uno che aveva 2 e un altro 4 figli. Quindi una delle famiglie più numerose che si è andata in bonifica, ed è anche per questo che la società Bonifiche Sarde si è data al potere uno dei più che era in bonifica. Da noi si è partiti da una borgata agricola, si chiamava Longara, che sta nel comune di Vicenza, proprio Drio la Madonna de Monteberico. Ma la famiglia Sardo, la Gavagame, Sadria nell'Ottocento anche tra la provincia di Padova e Vicenza. Si sta a Grisignan, si sta a Cervarese e si sta a cavallo dell'8-900, 30 anni a Lumignano, il paese dei Bisi. No? Niente, quindi quello che vi conto adesso è in sostanza una poesia che parla della famiglia di mio padre, che come dicevo è sta 13 fradei. E la dice: siamo porra gente, siamo venuti su con niente. 13 non è il numero che si ha portato i schei, è il numero di noi altri fradei. La mamma la era sempre drio comprare, fertile come la terra che si ha data a mangiare. Con era da lavorare non bisognava star lì a pregare, vacche da governare, terra da voltare, schina curva e pedalare. Latte sempre poco da consegnare, perché prima tante bocche bisognava soddisfare. La domenica sì che si pregava, se no erece, siamo porra gente, siamo venuti su con niente. Al raccolto, al paron, bisognava anche rubare, solo perché la fame la era dura da calmare. Solo una roba che era in abbondanza, regole, rigore e buona creanza. Al momento tutta roba che non impinia la panza, ma col tempo alla famiglia che dà tanta sostanza. Alle nostre raize siamo attaccati e le tradizioni ne piace portare avanti. Se una roba sta qua che in famiglia gaccia pa tutti quanti. Un quo che a società se bea grassa, no altri che avemo sempre bene in mente, che siamo porra gente e siamo venuti su con niente. Sta qua era la famiglia. Un'altra se scomincio a avere anche a me i miei anni, capita che uno diventa vecchio, che capita di fare un bilancio della sua vita, vedere cosa ha fatto di buono, di manco. E questa si chiama vecchio e la dice: tante robe che avaria ancora voglia di fare, se non fosse che le forze le mi viene a mancare. Gli anni si è passato tutti quanti, mi sarei in disaria, senza rimpianti. Lo spirito quello che saria ancora, ma il vigore dal mio corpo zenda fora. E il mondo rabaltaria con una scarpa, invece niente, la meschina la sega tutta in curva. Robe sighino fate tante,
ma non sono mica sicuro che le sta giuste tutte quante. Quando penso al tempo passato, un pochetto mero del figà. Tanti momenti mi dà soddisfazione, tanti altri se stanno a tribolazione. La famiglia la sta la mia vittoria, senza sarebbe stata senza gloria. A lavorare non mi sono mai tirato in drio, tutti dicono che ha fatto il buon Dio. Tornare in drio non avaria tanto senso, anche se qualche volta penso, sto qua, è un pensiero insiminio che non mi sega mai taccà. Anche se a sognare te sé non si fa mai peccare. Riscominciare, che avaria una ragione, se poteria cattare i meccari versendo un portone. So vecchio, in pace con gli uomini e con Dio. So cosciente che il mio tempo è quasi finito. Grazie. Il tempo è sempre tiranno e anche questa sera incombe, e allora nel dare la parola a Roberto Arfeli, che come al solito l'ultimo ad intervenire è anche un po' sacrificato, ci affidiamo alla sua bravura e alla sua capacità di sintesi nel riuscire, in modo da lasciare spazio a qualche domanda da parte del pubblico, riuscire in 15 minuti a concentrarci un'altra storia, la storia delle architetture. Mi metto in questo angolino strategico, pongo la mascherina per riuscire, vediamo se possiamo anche magari riuscire a... No, lo lasciamo così, spero si senta, insomma. Ecco. Io preferisco stare in piedi per indicare qualcosa. Là. Perfetto, grazie. Quindi, sì, evito insomma di fare le premesse, ringrazio tutti gli intervenuti, soprattutto voi che avete avuto il piacere di presentarvi qui davanti a capire un po' cos'è questa arborea. E io cercherò di raccontarvi gli aspetti diciamo architettonici e urbanistici, cercherò di farlo nel minor tempo possibile, sarà una carrellata, poi naturalmente mi rimando al libro per insomma approfondire certi argomenti o magari a qualche altra esperienza di questo tipo. Noi siamo sempre disponibili per eventualmente venire a raccontarvi i nostri luoghi, è sempre un privilegio raccontare la propria terra, i propri luoghi. Bene, quindi iniziamo subito dal vivo della situazione, è un po' questa. Allora a me piace fare un distinguo e lo faccio sempre in apertura per questo. Allora Arborea viene sempre confusa con una città di fondazione, in realtà Arborea a mio parere una città di fondazione non è, ma è una città di bonifica. Che cosa distingue questi due elementi che apparentemente appaiono gli stessi? Allora intanto la città di fondazione è un progetto evidentemente politico, cioè che si realizza per cercare di avere dei consensi politici evidentemente, mentre la città di bonifica è un progetto che invece è un progetto imprenditoriale, quindi che cerca di determinare dei profitti. Questa differenza è una differenza sostanziale. Infatti il progetto di fondazione, una città di fondazione, nasce proprio dal progetto urbano, cioè si costruisce un progetto urbano che poi si allarga verso quello che è lo spazio intorno per costruire dei posti di lavoro che andranno ad essere utilizzati dalle persone che abiteranno questo luogo. Invece il progetto di bonifica è un progetto esattamente inverso, cioè si costruisce la campagna, si bonifica la campagna, si costruisce il luogo del lavoro. Una volta che il luogo del lavoro è costruito e abitato, e allora si sviluppa il progetto della città.
che è semplicemente un ritaglio all'interno dell'ambito della bonifica del progetto agricolo. Quindi partiamo da qui, la nostra situazione pre-bonifica è questa: un luogo desolato, pieno di elementi di disturbo, non ci sono campagne coltivate, abbiamo semplicemente grandi paludi e piccole paludi sparse, non ci sono assolutamente nessun tipo di abitazione, nessun tipo di edificio che possa raccontarlo. Viene perimetrato il luogo della bonifica ed è questa, la vediamo in questa cartina, dove magari si vedono anche un pochino meglio gli spazi che poi verranno in qualche modo ripianati. Qua siamo in territorio sostanzialmente di Terralba. Il progetto di bonifica, come accennava anche Alberto, prevede in una prima fase, il progetto di bonifica è un progetto che si sviluppa nel tempo. Passano molti anni, tant'è vero che noi, cioè il progetto di bonifica qui, come raccontava Alberto, nasce molto prima diciamo dell'avvento nel 22 del fascismo, ma inizia a muovere i suoi primi passi, diciamo, alla fine della Prima Guerra Mondiale. Quindi andiamo avanti, il concetto principale qui è quello sperimentale di costruire diciamo, i centri colonici, che non sono altro, ad opera di Dionigi Scano, che non sono altro un ingegnere sardo, collaboratore di Avanzini, che non sono altro, ecco, questa chiaramente che non sono altro che le cascine polesane che insomma sviluppate per la situazione specifica. Si va avanti, ecco, sono questi i centri colonici che si realizzano: Tanca Marchese, Linas, Torrevecchia, Pompongias, Alabirdi e Sungroni, vengono dislocati. Ecco, questa parte verde è la zona di bonifica, i 18.000 ettari di cui si parlava prima. Questo è lo stagno del Sassu e questo è lo stagno di San Giovanni. Stagno del Sasso a nord, stagno di San Giovanni a sud. Questo è il grande golfo di Oristano. Ecco, i centri colonici sono questi rettangoli verdi che, come vedete, sono dislocati nella bonifica, sembra casualmente, in realtà non sono messi casualmente, ma ognuno di essi ha la possibilità di gestire, perché c'è la casa del fattore, le case dei contadini, o meglio degli agricoltori e dei braccianti, i braccianti con famiglia e i braccianti senza famiglia. Poi ci sono le stalle, poi c'è la casa del fattore, la scuderia, i magazzini, i granai, ma anche la cantina. Ognuno di questi villaggi, chiamiamoli così, sono assolutamente autonomi, quindi sono in grado di sopravvivere in autonomia. Ognuno di questi si preoccupa di un'area che è di circa dai 700 ai 1000 ettari. Chiaramente questo progetto dà subito dei problemi, per cui ecco che il progetto si sviluppa poi in quella che diventerà diciamo la zona agraria delle case sparse, che sono quelle che poi racconteremo nel libro in maniera più approfondita. Che cos'è la bonifica? La bonifica è un po' questo, non è altro che diciamo, la modernizzazione della centuriazione romana, cioè questo era il concetto un po' della bonifica. Quindi si parte col cardo principale, asse che va da nord a sud, attraversato dal decumano che da ovest ad est o da est a ovest, come si voglia, si diparte nelle parallele che sostanzialmente determinano il reticolo di bonifica. Questi campi, la cellula madre è quella di 100 metri per 400, ogni campo è perimetrato da un filare di alberi di eucaliptus che vengono impiantati proprio per arginare quel vento che impetuoso li cancellerebbe se non fosse fatto così, e quindi si va avanti con il progetto di bonifica. Chiaramente il progetto di bonifica, ma ne ha parlato molto bene Alberto, prevede una serie di passaggi, ma mi voglio soffermare su questo, abbiate pazienza, su questa cosa qui la devo dire. Nel 1922 la legge di Benedetto Croce inizia un ragionamento
importante sui beni storici e del paesaggio di interesse pubblico, cioè è nel 1922 che si capisce che ci sono dei beni che prima erano gestiti esclusivamente dai privati e che invece deve essere lo Stato a prendersene cura, e sono i beni storici, cioè quelli che hanno un valore storico per le popolazioni, per chi ci abita, per l'Italia per l'appunto, e fra questi beni anche il paesaggio viene determinato come bene tutelabile e bene da tutelare. Ecco, questo è un passaggio secondo me importantissimo, ed è questo il momento in cui sostanzialmente nascono le soprintendenze, che sono una devastazione per chi è un professionista come me, ma insomma dobbiamo dialogare, qualcuna avveduta comunque esiste. Bene, questo era un passaggio che doveroso. Andiamo avanti. Chiaramente le case economiche sono di vario genere, interessantissime, qualcuna curiosa, ma mi voglio soffermare in particolare, poi queste le troverete chiaramente descritte in modo approfondito nella cosa, ma siccome abbiamo fretta devo andare avanti. Quindi che cosa succede? Ecco, questa è curiosa perché qui si vede un po' l'avanzamento tecnologico. Le case vengono fatte a gruppi in diversi periodi, a ondate, esattamente parallelamente alle ondate degli agricoltori che devono che tendono ad arrivare, quindi dei coloni. Quindi qui vediamo questa, che però ha una sintesi secondo me interessante. Vediamo la muratura in fondo, questo era l'alloggio, chiaramente è all'interno della parte che vedete in blocchetti di cemento, ma qui abbiamo il connubio di due tecnologie che si stanno in qualche modo compenetrando, ed è la tecnologia più antica, quella della muratura in pietra che noi vediamo qui, che sprofonda nella fondazione, con la fondazione a sacco all'interno del terreno, ma è diciamo come dire, arricchita da queste travi in calcestruzzo armato compreso di pilastri che determinano un dialogo tra il nuovo, cioè il calcestruzzo, perché stiamo parlando di anni molto vicini al Novecento, quindi nel 1930-31, quando ancora la tecnologia del calcestruzzo è in fase sperimentale. Questo bisogna comprenderlo. Quindi che cosa succede? Ecco, qui abbiamo questo connubio tra la tecnologia del calcestruzzo e il modo di costruire invece all'antica, col mattone, con la pietra vulcanica, trachitica, che arriva dal vicino Monte Arci, che vediamo qui in uno scorcio. Andiamo avanti. Qui cosa succede? Le case coloniche sono costituite, vengono posizionate fra due poderi di intorno ai 16 ettari e sono costituite da due alloggi che hanno 3 stanze ciascuno, che ha metri 4x4. Di queste 3 stanze, uno è una cucina. Avete ascoltato il numero di persone che componeva una famiglia patriarcale. La più piccola aveva 15 componenti. Ecco, in queste 3 stanze questi 15 componenti dovevano viverci insieme, dormire, mangiare e fare tutto quello che occorreva. Ovviamente di servizio non se ne parlava neanche all'interno dell'abitazione. Quindi capite bene che c'erano dei problemi. E qui si vede che nel 1934-35 purtroppo il puntatore non funziona più. Succede che si hanno degli ampliamenti. Vedete la parte intonacata qui dell'abitazione? Ecco, quello è l'ampliamento che nel 1934 viene fatto dalla società bonifica Sarde, che si rende conto che queste abitazioni sono assolutamente fuori misura per le famiglie che devono accogliere. Quindi innescano questo processo. Poi andiamo avanti. Ecco, naturalmente la tecnologia deve essere supportata dalla manifattura. Quindi sì, chiaramente la società bonifica Sarde, ecco, ha ripreso a funzionare perché ha cambiato pagina, quindi la manifattura dei blocchetti e delle strutture diciamo che vengono realizzate sono chiaramente costruite direttamente dalla società Sarda Costruzioni, che è una ramificazione della società di bonifiche sarde. Andiamo avanti, vediamo se funziona. No, non c'è verso.
non c'è proprio verso. Vabbè, pazienza Gianni, grazie. Comunque andiamo avanti. Ecco, questi sono altri edifici curiosi, stiamo andando avanti nel tempo, quindi la tecnologia aumenta. Questa è un paramento murario molto interessante per un fienile che credo sia interessante vedere. Ecco, questa è l'unica casa che fa parte diciamo della copertina del libro, e l'abbiamo messa perché è l'unica casa singola. Cioè questo edificio qui veniva realizzato, l'unico che è stato peraltro pensato per famiglia singola, gli altri erano tutti binati. E questo edificio ha questa particolarità. Intanto, vedete, nella parte alta svetta questo pezzo di muro. Sapete di che cosa si tratta? Si tratta di un muro in cemento armato che veniva inserito perché la parte alta di questa copertura molto lunga accoglieva, non si vede perché è un po' scura, ma sotto è aperto, sotto abbiamo la stalla, sopra, sotto il primo livello della copertura, sotto le capriate, esisteva il fienile. Siccome il fienile era a rischio di incendio, ecco, quella roba lì è il muro antincendio. Quindi, siccome le stanze dove soggiornavano diciamo, gli agricoltori erano quelle attaccate al fienile, quindi per avere un grado di sicurezza introducevano questa cosa qui, in modo tale che nell'eventualità scoppiasse un incendio, cosa che peraltro è accaduta, potessero salvarsi le persone all'interno dell'abitazione, o comunque venivano preservate. Anche questo un elemento, stiamo parlando del 1934-35, ecco, vi faccio notare che non è una cosa così scontata, ecco, per cui interessante anche da questo punto di vista. Andiamo avanti, no, qua torniamo indietro, andiamo avanti e... ok, perfetto. Quindi nell'ambito della bonifica, sto correndo ovviamente, abbiate pazienza, abbiamo costruito complessivamente, alloggio più alloggi meno, 121 edifici abitativi, ognuno dei quali è doppio naturalmente, con 224 alloggi, 15 edifici nei vari centri colonici per 60 alloggi complessivi. Quindi insomma una quantità di edifici interessanti. Purtroppo però negli anni 60 negli anni 80 molti ne abbiamo persi. Ci siamo evoluti con l'agricoltura che è stata in qualche modo finanziata, per cui alcune trasformazioni sono state veramente radicali per liberarsi un po' del passato, e questo diciamo è l'edificio prima dell'intervento, e questo naturalmente l'edificio dopo. Chiaramente la trasformazione è stata radicale. Dopodiché Arborea che particolarità ha rispetto ai centri colonici e alle città di fondazione? Qui torniamo alla situazione di partenza. Arborea ha questo, cioè mentre la città di fondazione rappresenta in modo molto preciso un'epoca, cioè quella del razionalismo, perché nascono come progetto politico del nuovo regime, ecco che allora rappresentano perfettamente questa cosa. Ci sono delle città di fondazione davvero straordinarie, però si limitano a rappresentare questo periodo diciamo del mondo dell'architettura, quest'epoca, questo stilema molto limitato. Mentre invece Arborea, partendo prima dell'opera di bonifica, invece ha una ricchezza architettonica che in sostanza sintetizza tutta la temperia del Novecento. Il Novecento è un secolo straordinario dal punto di vista architettonico, ma delle arti figurative in generale, e lo sapete benissimo. Quindi partiamo da qui, partiamo da un neomedievalismo o meglio da un eclettismo accademico che è rappresentato da Carlo Avanzini, che è il primo progettista diciamo della bonifica. Questo sostanzialmente sono gli edifici un po' più rappresentativi: la chiesa, il municipio, la via principale che è il Corso Roma, dove si vede uno scorcio della direzione della Società Bonifiche Sarde, la villa
del presidente, e l'ospedale Avanzini. Pensate che Arborea era già dotata in Sardegna nel 1928-29 dell'ospedale all'interno del centro urbano. C'era a Arborea e a Cagliari, giusto perché voi lo sappiate. Quindi una città veramente modernissima per l'epoca. Okay, anche se Avanzini chiaramente aveva ancora gli stilemi di fine 800. Ecco, qui sono rappresentati, è rappresentata quell'epoca. Andiamo avanti, ecco, vedete, qui si vede benissimo quali sono gli stilemi. Questa è sulla sinistra la villa del direttore della società Bonifiche Sarde. Anche qui vediamo che il Liberty si fa spazio, e fra i due edifici vediamo una sorta di classicismo aggiunto della rusticità di questa sorta di barchessa che c'è lateralmente, seppure asimmetrica, mentre qui abbiamo un Liberty evidentemente molto, molto interessante. Poi certo vediamo le colonnine inserite lì sotto questa piccola balaustra che insomma è interessante. Qui invece l'unica situazione all'interno di questo contesto della piazza principale, l'unica eccezione rispetto all'Avanzini è questa dell'architetto Giovanni Giuseppe Enrico Bianchi, laureatosi a Milano in architettura, che inserisce invece in modo dirompente questo neomedievalismo. Quindi vedete che dà l'idea di un castello medievale, tanto è vero che la torre è quasi un broletto, cioè la torre del castello dove sostanzialmente si facevano i controlli per la sicurezza. Ecco, in realtà quella diciamo molto prima della torre Velasca, in tempi non sospetti, quel rigonfiamento che c'è della campanile in realtà non è altro che la cisterna del primo deposito idrico per la cittadina, perché dovete immaginare che una cittadina che è sostanzialmente una tabula assolutamente piana ha problemi a far arrivare l'acqua lontano, quindi deve usare le torri piezometriche, oggi le chiamiamo così, sono semplicemente delle torri dell'acqua, quindi portano l'acqua in alto per avere la pressione per poter arrivare dovunque. Quindi andiamo avanti, qui è l'interno della chiesa, vedete che anche questi archi ogivali, che in realtà sono realizzati in calcestruzzo, quindi è semplicemente come dire, una rappresentazione di uno stile, ma anche queste decorazioni, vedete che sono quasi richiamano le tessiture dei castelli del 300. Andiamo avanti, ecco, arriviamo poi quindi la prima epoca l'abbiamo vista. Ora ci spostiamo nell'utopia meccanica. La bonifica è legata alla macchina. Le dighe venivano costruite per la produzione di energia elettrica. A Arborea esiste il primo mulino alimentato da energia elettrica, per cui è una cosa importantissima. Prima, fino ad allora, in Sardegna o si utilizzava l'acqua o si utilizzavano i muli per poter far girare le macine. Arriviamo a Flavio Ascano con l'introduzione qui delle idrovore. La prima idrovore ha ancora degli elementi diciamo che richiamano al classicismo, no? E lo vedete nelle decorazioni, è questa qui l'idrovore di Luri sulla sinistra, mentre poi dirompe l'aspetto utopico della macchina. Quindi la macchina, la rivoluzione industriale sono diciamo il linguaggio che qui si vuole esprimere. Guardate queste lesene che vanno verso l'alto e che si incastrano, che non sono altro che dei perni che si incastrano nella ghiera che sta sopra
a coronamento di questa torre più alta. Ma chiaramente anche qui sotto, vedete che nell'altra vista, sulla parte sommitale proprio della torre più alta, c'è quell'elemento che non è altro che il trasformatore elettrico, perché proprio lì arrivavano i cavi dell'energia elettrica, quindi rappresentano ciò che è effettivamente la funzione proprio nell'aspetto architettonico. Ma andiamo avanti, chiaramente si guarda alla Germania, al Bauhaus, alle espressioni che vediamo lì. Questa idrovora, ecco la macchina. Vedete che qui c'è l'espressione. Questi gruppi di elettropompe vi metto al corrente che sono ancora quelli che funzionano. Cioè, oggi pensate che non sono più in grado di avere dei pezzi di ricambio, perché ormai sono passati veramente tantissimi anni dal 1934, tanto è vero che li costruiscono, gli idrovoristi li costruiscono diciamo, utilizzando l'acciaio e sistemandoli proprio in questo modo. Quindi andiamo avanti. La vicenda di questa idrovora chiaramente è emblematica anche per un'altra situazione. Questi sono interni straordinari, sembra di entrare in un luogo veramente di fantasia. Allora, il progetto di questa idrovora è emblematico. Perché? Perché il primo progetto di idrovora che avete visto è questo, con lo stile ottocentesco. Ecco che però stiamo già arrivando al 33-34, pensate che nel 1932 arriva in visita ad Arborea Elio Vittorini, che chiaramente pendeva, diciamo, ormai il fascismo è 10 anni che ha preso il comando dell'Italia. E che cosa succede? Elio Vittorini fa un viaggio in Sardegna, passando per Arborea si meraviglia della produzione di questo luogo, seppure si fa delle domande, ma chiude dicendo che si stupisce di queste case di cartoncino. E quindi chiaramente questo non è assolutamente un complimento, perché il vigore che si pretendeva dalla città di fondazione non poteva essere pitturato con quelle pareti che avete visto a quadrettini, a fiorellini. Questo non si poteva conciliare, questo stilema con i dettami fascisti. E allora questa idrovora proprio rappresenta il punto di passaggio. Qui noi abbiamo il vecchio progetto che, come vedete, ha sempre le due torri scalari, no? Vedete a sinistra la torre più alta, a destra, perché le funzioni erano poi sempre le stesse. Ebbene, questo progetto qui, passato al vaglio dei gerarchi fascisti, che ormai avevano preso il controllo della situazione, perché nel 1932 Giulio Dolcetta viene esautorato e sostituito da un gerarca poco allineato, diciamo così, viene sostituito da Casini, il nuovo direttore, il nuovo presidente, scusate, e quindi si trasforma anche la situazione diciamo politica, e quindi viene richiesto intanto di introdurre i simboli del fascismo all'interno del comune, che ancora non ci sono, e poi di adeguare il progetto dell'idrovora, che è diciamo, destinato al prosciugamento dello stagno del Sasso, dovrà avere gli stilemi che sono più consoni al partito in vigore. Ed ecco il nuovo progetto, che è questo, che è quello che avete visto prima, che chiaramente cambia in modo sostanziale il suo aspetto architettonico. Andiamo avanti. Questa è una vista un pochino più eloquente della Casa del Fascio. Pensate che questi qua è la rappresentazione stilizzata dei fasci littori. Nel momento finita la guerra, caduto il fascismo, è stato epurato il territorio dai simboli del fascismo, però questi qua non sono stati compresi e sono ancora lì, mentre invece gli altri, più facili da leggere, sono stati invece spicchettati e portati via. Questa è una curiosità.
Andiamo avanti, ecco, arriviamo al razionalismo maturo perché, o meglio colto, perché è quello di Giovanni Battista Ceas, un architetto romano che viene incaricato di questo progetto, cioè di portare la simbologia del fascismo all'interno di questo comune. Siamo già, pensate, siamo partiti più o meno nel 18, siamo nel 35 e ancora non abbiamo i simboli del fascismo. Ecco perché non è una città di fondazione questa è una città di bonifica, è diverso il ragionamento. Quindi andiamo avanti, porta all'interno della città i simboli fascisti con grande accuratezza. Lui è un architetto che partecipa anche al famoso concorso nel 1932 della stazione Santa Maria Novella a Firenze, non lo vince, però il suo progetto viene notato perché era tecnologicamente molto avanzato, utilizzava una struttura in acciaio rivestita con lastre di marmo. Andiamo avanti, ecco perché i simboli fascisti arrivano dopo. Guardate, con il rettangolo rosso indico lo spazio della piazza principale, cioè la chiesa, il municipio, la scuola, l'albergo, ecco quelli che tutti arrivando il tratteggio verticale è il decumano che passa al centro della cittadina nascente, che è a fianco, guardate sulla sinistra, quel rettangolone non è altro, non quello verde, ma insomma quell'altro rettangolone di abitazioni non è altro che un centro colonico, quelli originari, quelli nati per primi, le prime sperimentazioni. Ecco, lì partendo da quel nucleo si è sviluppato il nuovo centro urbano. E poi arriviamo all'introduzione proprio dei simboli del fascismo, ma sono sostanzialmente in periferia. L'edificio grosso che vedete sotto non è altro che il caseificio, quello a fianco è il mulino con il silos, quell'altro un po' più grande si tratta dell'enopolio, cioè quindi nella zona industriale sostanzialmente, in totale periferia. Le altre sono stalle, quindi voglio dire, capite bene che qui il fascismo arriva proprio in ritardo rispetto alla costruzione di questa città. E devo dire, la parte negativa è che dal punto di vista urbanistico questa città non esiste, cioè è un progetto urbanistico assolutamente carente in moltissimi aspetti. Vi faccio ripensare al piano regolatore che abbiamo visto prima di Latina, che è un quadro straordinario. Questa è un po' una roba raffazzonata, va bene la città giardino, ma qua insomma mi sembra che qualche elemento da raffinare comunque ci poteva esistere. Andiamo avanti, questi comunque sono gli elementi che utilizza Ceas, si rifà alla villa romana trasformandola in un luogo per lo sport. Non mi soffermo necessariamente, e poi chiudiamo, e qui è l'ultima parte, con razionalismo maturo. Ecco, questo è l'ultimo direttore dei lavori di Cerlienko. Qui diciamo, la tecnologia del calcestruzzo, siamo negli anni 50, diventa un elemento da utilizzare con grande abilità, e vedete la torretta, qui è una torretta di circa 20 metri, costruita per diciamo, verificare la situazione della pineta litoranea che difende dal maestrare tutta la bonifica. E quest'altra è un altro edificio simbolico, che è la casa del cooperatore, cioè una volta che è attuata la riforma agraria, questi nuovi agricoltori hanno bisogno di essere guidati. Lo si farà in questo edificio, nasce per questa ragione, diciamo l'abilità di Nino Cerlienko è quello di avere di fronte a sé l'edificio della direzione della società Bonifiche Sarda, costruito con gli stilemi avanziniani, che sono quelli del primo momento. Continuando questa via, che era l'ex Viale Littorio, oggi Corso Italia, si arriva alla fine del percorso e con la Casa del Fascio e la GIL, quindi il razionalismo straordinario di Giovanni Battista Ceas. Lui riesce a
mixare questi due elementi, cioè le forme pulite del razionalismo, la matericità dei basamenti in pietra di Avanzini, e questa figura così semplice, con questi due volumi, che in qualche modo si dialoga col passato in modo assolutamente perfetto. Oggi Arborea è questa cosa qua. Quindi la centuriazione la vedete, il centro urbano è questo, là si vede il campo per l'attività atletica dove c'era la GIL, e io vi ringrazio. Travolti dallo tsunami Arfeli, non ci siamo accorti che purtroppo siamo arrivati. Guardo preoccupato in direzione del direttore e chiedo se ci è consentito almeno una decina di minuti. Un po' meno, sarebbe la metà. Allora, velocemente, c'è, prima di dare la parola a Rosy Marin, che ha l'onore e l'onere di chiudere la serata come editore del libro che abbiamo presentato e come presidente dell'Associazione Veneti nel Mondo, c'è qualcuno che ha qualche domanda che non può non fare, magari pregando di fare una domanda sintetica e avere una risposta sintetica? C'è qualcuno che è interessato a... Dica? Arborea. Risposta sintetica? Allora, Fertira è una città di fondazione. Allora, pensate che Arborea è la prima città di bonifica, Fertira è l'ultima. E peraltro non è stata neanche conclusa, non è riuscita a concludere il fascismo, e poi è stata diciamo terminata proprio perché le migrazioni provenienti dall'est, nella diaspora che si è determinata al confine proprio tra l'Italia e la parte diciamo est, che è stata sottratta in qualche modo dagli accordi della seconda guerra mondiale, alcuni e siamo assolutamente in argomento con una serie di profughi che sono stati ricollocati lì, e per questa ragione è stato concluso un lavoro iniziato con nella città di Fertilia, per cui era una città di bonifica. Quello ha un grandissimo e straordinario progetto di bonifica, cioè scusate, un progetto urbanistico, è molto, molto interessante. Sì, quindi la differenza è sostanziale. Vi do solo velocemente un dato per farvi capire la differenza fra una città di fondazione e una città di bonifica. Allora, la città di fondazione nasce e si sviluppa in decenni, incontrando tutta una serie di movimenti e di evoluzioni di architettura. La città di bonifica nasce già progettata nei minimi particolari, e il dato è questo: Sabaudia costruita in 255 giorni. Una città di 5.000 abitanti, perché tutto era già previsto e progettato. Certo, anche lì abbiamo fatto i nostri spettacoli, abbiamo incontrato i veneti nel mondo. Prego, avvocato Rosy Marin, se vuoi concludere. Sì, due parole proprio per concludere. Quindi ringraziare la biblioteca, il comune di Bassano del Grappa per averci ospitato, un ringraziamento speciale a Gianni Possocco e all'associazione Le Arti per Via, che mantengono anche loro le tradizioni e sono fieri di questo, e ai nostri amici veneti della Sardegna, a tutti e tre, Roberto, Alberto e Gianni, perché sono parte di una storia. L'Associazione Veneti nel Mondo, 20 anni di esistenza, e abbiamo
pubblicato e ricordato tante storie, soprattutto del Sud America, ma questa è una storia tutta particolare dentro le storie, quindi interessantissima da leggere, quindi è un libro appunto da leggere. Ma io mi soffermo solo al messaggio di fondo, quelle le storie delle persone che hanno portato questa storia con dei valori, no? È stato richiamato il valore della fede, è stato richiamato il valore della terra dei padri, è stato richiamato il valore della famiglia, che per noi come associazione, per chi è nato all'estero come me, noi continuiamo ad amare ogni giorno, a ritrovare quei certificati vecchi dell'immigrato che è partito, ma guardando sempre al futuro e guardando ai nostri figli. Buona serata e grazie a tutti voi. Ringrazio tutti, ringraziamo i nostri relatori. Una notazione: l'avvocato Rozzi Marin è un veneto cileno, tanto perché lo sappiate, e i libri Destinazione Arborea, storie di migrazione, famiglie e fadighe dei Veneti in Sardegna sono a vostra disposizione. Grazie. Mentre uscite e andate verso il banco dei libri, Gianni Sardo non può resistere alla tentazione di un'ultima poesia. Intanto che qualcuno magari vuole prendersi il libro, chiudo in un minuto dicendovi che l'ultima che vi conto la parla di un ambiente che a me mi è massacaro, che è la Caneva. Ma la Caneva di una volta però, dove dentro che c'era le botti del vin, ma anche le stanghe dove c'era picca via le lugane, i salati, le soppresse, i coesini, ma anche la frutta, perché una volta prima del frigorifero, dentro le ceste qua paia si metteva le pere, i codogni e i pomi, no? E allora questa è la Caneva che mi ha ispirato mio nonno Giovanni, cui veniva a catarlo dosso amici alpini, siccome le case le era massa piene di gente, e per avere un fiatin di intimità li accompagnava in Caneva a bersi un gotto di vin, dove insomma gli era liberi anche di tirare do bestemmie senza farsi sentire dai putei e dalle femmine, no? Dal parroco soprattutto. La Caneva la dice: con era bar e birreria e era un lusso anche all'osteria, per soddisfare la sen e l'allegria, altro posto non che era per stare in compagnia. Se te tiri il canevasso, se verse un mondo che sei uno spasso. Cosa passa qui a porta? In un attimo, niente si ricorda. Una volta drento, la spuzza da freschin la si confonde con quella del buon vin. Tutta la rogna che la sorte te gatta ca, sul culo di un gotto l'amore de smentegà. Guarda Beppi, in te stanca un salato che si picca. Cosa dici tu? Che diamo una cortelà? Ah, tasi Toni. Mi sa che il ranzo è salà. Va bene, fa niente. Che metteremo solo un'ombra di bacò che in te il stomaco lo copa soffegà. La Caneva tanti chi ne soddisfa. Altri bauchi i sega rovina. È un peccato, perché? Perché quel che si dentro la Caneva, dopo la mona, è la roba più buona. Grazie.